dobbiamo cominciare un po' a ragionare e aprire gli occhi. Cari signori, non è con delle formule magiche che se modifica si migliora l'Italia. Possiamo far usare tutte le formule che vogliamo. Noi abbiamo bisogno di una cosa: in Italia c'è un apparato pubblico eccessivo, opprimente, troppi centri di spesa. Dobbiamo non aggiungere nuovi, dobbiamo cominciare a toglierli. Dobbiamo cominciare a togliere qualche livello di governo. L'abbiamo detto più volte. E questo è un atto coraggioso. Però è chiaro che quando si va a togliere qualche carega diventa difficile, perché si è tutti d'accordo finché non si è seduti sopra. Quando si è seduti sopra poi si cambia già idea. Se prendiamo la Lega 20 anni fa, ci sono ancora 9 prefetture, via province, una volta che le ha occupate tutte, vengono enti fondamentali per l'autonomia locale. Ma voi lo sapete, scusate, che la provincia, 2/3 degli assessori provinciali che percepiscono l'indennità, più o meno pari quasi all'anno regionale, gestiscono un bilancio in termini di risorse che è inferiore a quello che loro costano. Assessori, lo sapete questo? L'assessore all'agricoltura della provincia di Verona gestisce 45.000 euro all'anno, lui, la sua segretaria, il suo dirigente e quant'altro costano 200-300.000 euro all'anno. Ma cosa serve questa cosa? Pensate che un assessore regionale, un assessorato come il mio, del sociale, è quasi 1 miliardo di euro all'anno di gestione. Quello che lui gestisce un anno lo gestisce con 10 minuti. Cioè, cosa serve che gli una cosa del genere? Serve perché così l'assessore dice c'è da andare a mangiare a qualcuno, andiamo a mangiare a qualcuno, solleviamo una tassa di impresa e diamo un aiuto a questa impresa che faccia un posto di lavoro che sia più competitiva, che un posto di lavoro produttivo, non produttivo. Ma di queste riforme ne parliamo sì o no? No, perché è chiaro che queste riforme basta parlare dello Stato, il federalismo, tutto si risolve, guardate. Anzi, manteniamo che i comuni da 60 abitanti. Il 50% dei comuni italiani hanno meno di 3.000 abitanti, metà. Con consigli, amministratori di consigli comunali, segretari, sottosegretari, revisori dei conti, eccetera, avanti. Chi è che paga tutto questo? Pagano le imprese e le famiglie. Ecco, io ho parlato di cose molto locali, non andiamo neanche a Roma perché era ancora peggio. Ma per dire che le cose dobbiamo cominciare, le riforme vere che sono quelle che cominciano a sforbiciare, allora lì possiamo parlare di una riforma del nostro paese. Il resto facciamo solo pura e semplice demagogia. Prendiamo in giro i cittadini, creiamo illusioni. Questa è la verità. Soprattutto in momenti di difficoltà economica aumentano i giochi d'azzardo e aumentano certi partiti che fanno un po' l'azzardo per loro. C'è chi vende illusioni, chi vende sogni, ha ragione, ma noi dobbiamo come cittadini, come politici, come politici responsabili, dobbiamo fare riflettere la gente, cominciare a parlare di certezze di realtà, dobbiamo dire le cose come stanno, non possiamo prenderci in giro. È più facile per me mettere in piazza, cominciare anche a me a sparare a zero contro tutti per dire dare la colpa non so a chi non le ha, tanto perché sui argomenti noi siamo tutti d'accordo, ma non sarei onesto con voi e con me stesso. Ecco per la nostra politica, ecco perché noi vogliamo rimanere il grillo parlante, non il grillo crollato, perché crollato la spalla, però non il grillo sparlante, vogliamo essere una parte di coscienza critica, vogliamo persone libere, vogliamo persone responsabili, vogliamo persone che non si lasciano sottomettere, che hanno la schiena dritta e non si lasciano sottomettere e prendere in giro, perché non andiamo da nessuna parte come paese. Ma vi ricordate gli studi di settore? Noi abbiamo lanciato una proposta, come dici, molto concreta, semplice, e l'abbiamo lanciata alla Lega, l'abbiamo lanciata al PDL, che tanto amano le imprese,